Si sente molto parlare dell'idea di voto utile. Secondo me il voto utile è quello che soddisfa innanzitutto la propria coscienza. Quindi non posso che parlare per me stesso, la mia coscienza sarà soddisfatta votando indipendenza veneta, significa votare per la libertà, votare per liberarci di questa catena di oppressione che va avanti ormai da quasi 150 anni, significa garantire un futuro a noi, alle generazioni che verranno, e significa vedere finalmente una luce in fondo alle tenebre, a un tunnel di buio che ci accompagna e diventa sempre più buio di giorno in giorno, non voglio dire di anno in anno. Quindi l'utilità del voto è in realtà l'utilità del popolo, il futuro del popolo. Il voto utile è il voto che porta alla libertà. Non c'è nessun'altra cosa più utile all'uomo che la libertà, non solo utile ma necessaria. Quindi non stiamo parlando di utensili, ma stiamo parlando della nostra libertà, della nostra dignità, del nostro futuro. Quindi ognuno deve fare un esame di coscienza e chiedersi davvero se vuole servire degli dei falsi e bugiardi o vuole servire il Dio della libertà, della verità. Libertà e verità fanno rima, questo è importantissimo ricordarlo, e le parole non fanno mai rima per caso. Quindi io mi auguro che l'indipendenza veneta trionfi, che trionfi il desiderio di libertà e che questo Consiglio regionale, che non ha nessun significato per ora, diventi un'assemblea costituente per un Veneto indipendente, che faccia ritornare, non dico i fasti della Serenissima, ma la dignità umana, che è più importante di qualsiasi fasto passato, la cosa più importante è il presente e il futuro. Grazie.